Amici, oggi vi porto con me in una nuova avventura. Andremo a vedere il percorso del BUT di recente valorizzato con l'installazione di alcune panchine e cartellonistica informativa. Lo percorrerò sia in bici che a piedi per illustrarvelo meglio. Ben ritrovati, siamo in Borgo Sfleus dove inizia questo nuovo percorso inaugurato da poco a Tolmezzo. Adesso vi dirò di cosa si tratta. Vediamo un po' le indicazioni su questo cartello. 10.000 passi di salute, il percorso del BUT. Il percorso del BUT si estende per una lunghezza di circa 1,5 km di sola andata con partenza da un comodo parcheggio ai confini del Borgo Sfleus. Si comincia salendo sopra l'argine del torrente BUT per poi proseguire verso il ponte che separa la frazione di Caneva da capoluogo Tolmezzo. Il percorso è indicato a tutte le persone in quanto non presenta particolari difficoltà. Durante l'itinerario sono presenti dei punti di sosta attrezzati per potersi fermare e godere in comodità del panorama offerto dalla vallata tolmezzina, dove facilmente si possono distinguere i monti Amariana, Strabut, Lovinzola, San Simeone ed uno scorcio del Monte Sernio, oltre a bellissimi colori regalati dal torrente BUT. Noi ci troviamo qui. Adesso saliremo sull'argine, dove c'è il primo punto panoramico, seguiremo tutto l'argine, arriveremo al ponte che collega Tolmezzo a Caneva, lo attraverseremo, scenderemo e faremo tutto l'altro pezzo di argine. Qui c'è il secondo punto panoramico, qui c'è l'area di sosta, qui il secondo parcheggio e poi in prossimità del campo di calcio ci attaccheremo a questo circuito tratteggiato in nero in modo da fare questo percorso, ovvero il percorso indicato nella mappa. Come vedete nella cartina ci sono varie icone, la lunghezza di 1500 metri, tempo stimato una ventina di minuti. Il percorso è composto da sterrato e asfalto, gli animali sono consentiti, ovviamente siamo nella natura, all'aria aperta, ci sono i punti panoramici, i parcheggi, l'area di sosta ed anche una fontanella. In realtà è da specificare che il percorso c'è sempre stato, è stato arricchito e valorizzato con la presenza delle panchine, delle aree di sosta e di questi cartelloni informativi. Partiamo! Ed eccoci sull'argine, andiamo a vedere il primo punto di sosta, anzi ci sediamo per ammirare un po' il paesaggio. Raggiungiamo camminando sull'argine il ponte e contemporaneamente ammiriamo i vari scorci che la natura ci offre. Ecco le ripide scalette che permettono di salire sul ponte di Caneva. Il percorso totale che compirò oggi, come detto, misura 1500 metri e fa parte di una rete di 30 percorsi accessibili a tutti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Ecco le scalette che, alla fine del ponte, fanno reimmettere nell'argine. Da qui, a piedi, si raggiungerà il secondo punto panoramico. Se le scalette, ripide e senza corrimano, vi intimoriscono e volete evitare il successivo e pericoloso passaggio sull'argine, potete allungare il tragitto di qualche decina di metri percorrendo la pista ciclabile e quindi risalire subito ai bordi del fiume in maniera più dolce. Io proseguirò sino al secondo punto panoramico per tutta la pista ciclabile in sella alla mia bici. Eccoci arrivati. 2 panchine attendono i più stanchi per un'altra occhiata panoramica dell'ambiente circostante, questa volta dal versante opposto rispetto a prima. Si nota la torre Picotta sovrastare l'omonimo monte, lo Strabut, la Mariana ed i vari colori e giochi d'acqua che la natura e il BUT ci regalano. Proseguo lungo l'argine. Voglio raggiungere l'area di sosta. Questo a destra sarebbe il secondo parcheggio. Beh, è più uno spiazzo che un parcheggio. Ecco l'area di sosta. Tutto il materiale presente, panchine, cestini, alloggiamenti per appoggiare le bici, sono stati realizzati con plastica riciclata. Ecco, questa era la prima parte del percorso.
Ora voglio vedere il breve circuito segnalato in colore nero sul cartellone informativo che si snoda a partire da dietro il campo sportivo. Come vedete la strada è sassosa ed è abbastanza dissestata, fangosa e piena di pozzanghere se percorsa dopo una giornata piovosa, polverosa se percorsa in una giornata di sole. Houston, abbiamo un problema, mi sa che ho sbagliato strada, perché se continuo per là arrivo sull'argine del fiume, siamo già più o meno sull'argine, ma lì è proprio il gretto del fiume. Io avrei dovuto girare a destra, l'unica stradina che vedo è questa qua, però non credo che sia questa, qua in giro non ci sono cartelli, non c'è niente. Abbiamo superato da un po' il campo di calcio di Caneva e bisognava girare a destra proprio in prossimità del campo di calcio, quindi può essere che mi sia sfuggita la stradina. Adesso torno questi metri che ho fatto indietro e vediamo di imboccare la strada giusta. Ecco, sto passando sotto il ponte della superstrada, di qua alla mia destra c'è Tolmezzo, di qua si va verso Villa Santina. Ah, ecco qua un sentierino, però non c'è nessun cartello, nessuna freccia. Proviamo ad addentrarci, il sentierino è questo qua. Proviamo. Amici, sul serio, io non so se si passi di qua o da qualche altra parte. Qua vedete c'è il campo di calcio. Qui sono in un campo che è stato appena concimato. Lì c'è la superstrada e non vedo altre stradine. Io adesso non vorrei essere entrato in una proprietà privata, in un campo. Non c'è nessun cartello né niente. Nella cartina il segno è sopra quegli alberi lì, a meno che non ci sia un sentierino là sotto, ma dubito. Adesso proviamo ad arrivare fin lì senza calpestare sta cosa che fa odore. Cioè qui c'è una specie di sentierino, ma non credo che sia questo da seguire. Dubito che sia qua. Proviamo camminando ad andare più in su. Nella cartina comunque è segnato, il percorso è segnato di qua, magari è solo questo tratto qui. Ecco, adesso devo proprio camminare sopra il lettame, ma mi sembra così strana sta cosa. Adesso qua c'è una strada asfaltata, adesso si dovrebbe girare a destra, però che non ci sia un segno, non ci sia un sentiero o un'indicazione, mi sembra così strano. E poi che si debba camminare sopra il lettame. Io adesso, cioè, guardate la gomma della bici. Ecco, mi sono tornato davanti al cartellone per capire meglio se ho sbagliato strada. Vedete, allora, noi siamo arrivati, questo qui è il campo di calcio di Caneva. Prima avevo proseguito sotto il ponte della superstrada, quando mi sono accorto ero più o meno qua, sono tornato indietro e ho girato di qua per il campo. Adesso io ho tagliato di qua per la strada asfaltata e sono ritornato qui. Allora io adesso tornerò qui, dopo qua c'è un altro tratto di strada asfaltata e poi ho capito dove siamo. Quindi effettivamente è da passare attraverso quel campo con lettame, senza sentiero. Vabbè, torniamo in là e proseguiamo il nostro percorso da dove lo avevamo lasciato. Eccoci, prima eravamo sbucati qui, avevamo attraversato il campo appena concimato, quindi ci si immette in questa strada asfaltata e ora continueremo per la strada asfaltata perché da questo momento in poi è tutto asfalto. Voglio farvi notare subito una roba, guardate lo stato della strada. Proseguiamo con attenzione. Ecco, arrivati qui immagino che si debba girare a destra.
Prima sopra il ponte, che era l'unica direzione da prendere, c'era la freccia. Qua che si potrebbe continuare dritti o appunto girare a destra non c'è la freccia. Dalla cartina mi sa che è da girare a destra, non da proseguire dritti. Ciao! Bene amici, siamo giunti al termine di questo giro. Paesaggio e panorama sono veramente belli e meritano di essere ammirati. Ma ci sono alcune cose che mi lasciano un po' così. Innanzitutto la fontanella segnata sul cartellone non c'è, o almeno io non l'ho vista. E al contrario di quanto scritto nel cartello, non mi sembra un percorso indicato a tutte le persone in quanto non presenta particolari difficoltà. Potrebbero esserci persone di una certa età o con qualche problema di deambulazione che potrebbe trovare difficoltoso accedere all'argine dalla salitina sassosa e sconnessa, per esempio, o salire sulle scalette ripide per accedere al ponte. Per continuare con le scalette ugualmente ripide e senza corrimano, questa volta per scendere dal ponte. E subito dopo c'è un passaggio pericoloso che sicuramente non rende sicuro il passaggio. E poi la mancanza di indicazioni su come procedere dal campo sportivo in poi, che mettono un po' in dubbio se si stia procedendo nella direzione corretta. Poi ci sono le condizioni indecenti del tratto di asfalto della pista ciclabile che si commentano da sole, ed il fatto che il percorso sia consentito agli animali non significa far finta di niente quando essi si mettono a defecare proprio in mezzo al sentiero camminabile dell'argine. Insomma, il percorso è bello, in mezzo alla natura tra gli alberi, però potrebbero esserci alcuni interventi che potrebbero migliorarlo ulteriormente. Mi auguro magari che pian piano col tempo alcuni di questi interventi vengano svolti. Bene, ti ringrazio per essere stato con me anche in questo giro. Se i miei vlog ti piacciono ti invito ad iscriverti al canale e ti invito anche a dare un'occhiata a un vlog che ho fatto in passato proprio sul gretto del torrente But. Ed oggi posso dire, percorso del But, Lucoral è stato qui. Un saluto a piedi e in bici da Lucoral.